È un ottobre soleggiato e caldo con giornate veramente estive da mare, caldo forse un po' più della campagna elettorale che stiamo vivendo in maniera sottotono. Certo, non siamo qui per parlare di campagna elettorale, eventualmente per invitare tutti al voto, perché è l'espressione più libera che si ha per i cittadini che scelgono il proprio governo. E poi l'estate con questa piccola coda autunnale, me lo ricordava anche Facebook, che 2 anni fa, proprio il 18 di ottobre, ero in spiaggia, e questo ci può fare solamente piacere. Perché la Sicilia, con il clima, il sole e con il turismo che dovrebbe avere, insomma, potrebbe consentirci di essere veramente un'isola felice. In realtà forse l'in davanti al felice purtroppo ci sta ancora. Voi state seguendo Televideo Agrigento, Target, il talk show che vi tiene compagnia settimanalmente. Tutta la Sicilia è parte della Calabria meridionale sul digitale terrestre dell'ECN 92 e naturalmente anche in diretta streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, dove trovate tutte le puntate in una finestra dedicata. Da quest'anno abbiamo anche tutte le puntate che vanno sul canale internazionale di YouTube, c'è anche una pagina Facebook proprio Target Talk Show di TVA. Abbiamo anche introdotto una email specifica dove già arrivano le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti, target.tva@gmail.com. Insomma, questo bel salotto, del quale vi ringraziamo di avere ancora una volta la preferenza, fa sì che possiamo continuare a farvi conoscere e ad amplificare quelle che sono le attività di associazioni, di aziende, di singole persone, insomma di tutto quello che ruota attorno a questo grande territorio che è la provincia di Agrigento e non solo. Noi anche questa sera parleremo di diversi argomenti importanti e proprio per questo vado a presentarvi gli ospiti che entreranno in punta di piedi nel vostro salotto per tenervi compagnia per circa un'ora con gli argomenti che adesso vi ricorderò. Iniziamo con Salvatore Puma, lui è un medico e il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Accanto Orazio Lacognata è il delegato dell'associazione IMAR Sicilia Occidentale. L'associazione IMAR racchiude i METRE e i responsabili di sala. Poi parleremo di sviluppo del territorio, soprattutto dal punto di vista del turismo, della ricettività, con Alfonso Cusumano, lui è il coordinatore tecnico del progetto, chiamiamolo così, Costa Agrigentina. La nostra ospite musicale è una pianista d'eccezione, è Rita Capodicasa, reduce anche del successo al Pirandello di Agrigento per la programmazione Agrigento 2020. E poi parliamo di sport, ma anche di integrazione con gli amici di Casa Amica Agrigento. Con noi c'è Osvaldo Cumbo. Buonasera. Che è uno degli appartenenti a Casa Amica, ma anche l'allenatore della squadra di calcio, e con lui c'è anche Famara Fayet, dico bene? Sì, che è il giocatore e anche il capitano. Bene, dicevamo l'Ordine dei Medici che per 3 anni è stato retto da Salvatore Puma. Tra qualche settimana andremo anche voi alle elezioni. Dicevo di una elezione regionale abbastanza fredda, quella dell'Ordine invece è calda? Sì, la nostra è un pochino più calda, anche perché gli argomenti che per ora attraverso la sanità, non solo quella siciliano-agrigentina ma in generale la nazionale, è talmente tale e tanta che ci fa stare sempre, non dico sul piede di guerra, ma certamente molto attenti. Ma anche perché insomma i medici, la sanità sono forse il primo, la prima cosa che una comunità dovrebbe attenzionare e non limitarsi mai, la nostra salute. Attenzionare e salvaguardare, perché per ora stiamo vivendo un momento particolare. Abbiamo proprio l'altro giorno attivato, io ho avuto un input così involontario da un collega, ho avuto pure il piacere di un'intervista da parte del TVA,
all'inaugurazione del congresso regionale di radiologia medica, lì al Teatro Pirandello, ed un collega mi diceva: ma noi precari che dobbiamo fare? E lui precari pure medici? Tutti i medici, tutti Credevo quelli che fosse dell'ospedale. una categoria d'elite. No, tutto l'ospedale. Abbiamo dei colleghi che sono stati assunti con contratto a tempo determinato, a 6 mesi, si rinnova, non si rinnova, ma il guai non è che si rinnova o non si rinnova, perché in ogni modo hanno assicurato e assicurano tuttora, diciamo, la salute delle persone che si rinnovano. Il problema ora è che mentre altre ASP, Caltanissetta, Palermo, Trapani ed altro, stanno stabilizzando questi precari, da noi invece siamo rimasti bloccati. Quindi il rischio è che noi ci troviamo tra qualche mese senza avere più medici, perché un giovane medico... Stiamo male adesso che ce l'abbiamo in ospedale medici. Ma non è che stiamo male, siamo in ospedale, non è che ce l'abbiamo, ce n'abbiamo un numero insufficiente. Tanto è vero che sono costretti spesso, lavoro, certo, a fare dei turni veramente massacranti, perché passano da un turno all'altro con il rischio clinico dell'errore, perché la stanchezza tante volte è cattiva consigliere. Bene, questo è il primo approccio con l'ordine dei medici, anche Orazio la cognata che Maître? Sì, diciamo che la figura più importante, o comunque quella che dà subito l'impatto alla struttura, no? Anche se poi c'è il cuoco, lo chef che è in cucina, ma quello non si vede, quindi l'immagine di una struttura è data dal Maître, un ruolo importante allora. Diciamo che siamo l'antiposto di tutto quello che è il risultato finale, siamo quelli che accogliamo il cliente, lo coccoliamo e lo portiamo a essere, diciamo, a casa sua. Un percorso scolastico nella scuola alberghiera, insomma, che vi dà poi una specializzazione in più? Esattamente, l'alberghiero sicuramente come prima tappa del diploma e poi l'esperienza partendo dalla gavetta ad arrivare negli anni successivi con una conoscenza di tutto quello che è l'argomentazione ristorativa. Sviluppo enogastronomico, perché no, e quindi anche turistico. Un breve accenno a questa costa agrigentina con Alfonso Cusumano che, insomma, se decollerà potrà portare tanti benefici di posti di lavoro, di economia, quindi Alfonso. Sì, il contratto di sviluppo costa agrigentina è uno strumento della programmazione negoziata che è voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è fatto gestire da Invitalia, che istruisce e valuta tutti i progetti che sono presentati. Noi abbiamo scelto la filiera turistica perché si possono presentare anche i progetti nel settore industriale. Ma nella cassaforte ci sono già i soldi? Ci sono 1.300 milioni di euro messi dal Ministero dello Sviluppo a disposizione Economico, di chi? presi anche dai fondi comunitari, e sono a disposizione di tutti gli imprenditori e anche degli enti pubblici, perché gli imprenditori hanno dei vantaggi su un contributo, diciamo, del 75% tra fondo perduto e tasso agevolato, ma gli enti pubblici, quindi i comuni in particolare, possono avere finanziate al 100% a fondo perduto le infrastrutture. Bene, approfondiremo questo importante argomento. Nel presentare Rita Capodicasa, dicevo il Teatro Pirandello, io ho avuto la fortuna più volte di calcare quelle scene come presentatore di eventi o come moderatore in alcuni convegni, e devo dire che è sempre una bella emozione. Poi se si fa un concerto assieme a Katia Ricciarelli, insomma, l'emozione è ancora doppia. Rita Capodicasa. Sì, è stata una cosa veramente molto molto bella, insomma l'abbiamo organizzato tutto in poco tempo, devo dire, in una settimana, 10 giorni, appena abbiamo saputo che veniva appunto questa star, tra virgolette, della musica, e abbiamo, diciamo, improntato una specie di preconcerto insieme alla collega soprano betotina Caterina Pistone. Questa sera non è con noi, però appunto la salutiamo. Abbiamo avuto, diciamo, il coraggio di presentare dei brani anche abbastanza ostici, perché abbiamo presentato dei brani del musicista ormai morto da tempo, quasi dimenticato, ahimè, dagli agrigentini, che è Michele Lizzi, i cui brani non sono di facile ascolto e neanche di facile esecuzione. Una cosa, lei sì. era emozionata prima che si accendesse il monitor della televisione, delle nostre telecamere, era emozionata così pure certo. Al Teatro Pirandello? Sì, molto, anche perché molto, insomma molto di più. diciamo che gli artisti dovunque vadano è come se fosse sempre la prima volta, è vero? Sì, ma sicuramente lì è stata un'emozione molto particolare, perché il teatro è molto accogliente, ma nello stesso tempo ti dà un po' un impatto, e soprattutto la responsabilità di suonare anche per la nostra Agrigento, per il ricordo di questa Però nostra dopo città. le prime note sono sicuro
che si prepara ad essere capitale della cultura. Dopo quindi le prime note tu l'emozione... è andato liscio sì, poi. sicuramente, ma c'è anche Katia Ricciarelli, vi assicuro che era molto emozionata dietro le quinte, a parte stava un po' male, poverina, non stava al massimo della forma per problemi di salute, però anche i grandi proprio sentono un'emozione, ma è quella che è necessaria per poi dare il massimo, no? per dare il massimo poi ed esprimere più se stessi durante l'esecuzione. Bene, continueremo a parlare di questa bella esperienza, ma anche di quella che è l'attività della pianista Rita Capodicasa. E allora siamo arrivati, conosciamo subito gli amici di Casa Amica Agrigento, oltre a quelle che sono le attività sociali naturalmente, c'è anche questa attività sportiva. L'allenatore Osvaldo Cumbo, come nasce l'idea di fare questa squadra di calcio, Osvaldo? Beh, nasce dal fatto che da qualche anno abbiamo una grossa presenza di ragazzi subsahariani che come posso dire, come impatto principale per integrarsi usano molto lo sport. Tant'è vero che giunti lì, una delle cose che abbiamo subito notato è stato con quale passione, con quale anche nel nostro caso capacità sapevano giocare a calcio. E poi il calcio in particolare è lo sport che unisce e divide, no? Benissimo, perché poi ognuno esatto. tifa per la propria squadra. Esatto, e quindi... esatto. E quindi niente, così, è nato quasi per scherzo, abbiamo iniziato a partecipare ad alcuni tornei qua nella provincia, sia di Agrigento che di Caltanissetta, con buoni esiti, e tant'è vero che gli ho detto a uno di questi componenti, ce l'abbiamo qua, il nostro Famarà, sì, ragazzi, se quest'anno riusciamo a portare un esito positivo da questo torneo di Caltanissetta, vediamo se il direttore, cosa che ovviamente era già preventivata, sarà d'accordo, metteremo su una squadra di terza categoria, e così è stato. Quindi siete iscritti ufficialmente al campionato? Tra l'altro ho fatto anche un'indagine a livello nazionale, siamo la prima società partecipante a un campionato FIGC, i cui componenti sono tutti... Non ci sono problemi personaggi burocratici, insomma, sai, uno Beh, deve essere oriundo, deve essere sì. iscritto, deve essere purtroppo sì, perché nato. Da un punto di vista puramente burocratico e anche legale, la FIGC, su questa vicenda stiamo cercando di muoverci non tanto a livello di, in questo caso, una squadra di tutti stranieri. Ho avuto delle grosse difficoltà a presentarla, perché l'aspetto burocratico in questi casi è più vincolante. Però l'avete risolto, ecco. Però abbiamo risolto, perché fortunatamente i partecipanti sono maggiorenni, e quindi la difficoltà c'è sempre, ma è minore. Comunque siamo riusciti a superare. Famarà, tu sei in Italia da quanto tempo? 2 anni. Microfono. 2 anni. E provieni dalla? 2 anni. E da dove vieni? Qual è la tua Gambia. nazione? Dal Gambia. Sì. 2 anni, ma tu già giocavi a calcio nel tuo paese? Sì. Sì. E adesso invece sei il capitano, è un ruolo importante, Sì. Anche di responsabilità. Sì. Nel tuo paese c'è un giocatore importante al quale tu magari ti vuoi ispirare? Sì, c'è un giocatore importante, però lui giocare con Inghilterra. Ah, ho capito, quindi... Sì. Ma anche la nazione del Gambia mi sembra che sta partecipando con buoni risultati ai tornei internazionali. Sì. Come ti trovi con i tuoi compagni? Io ho 2 compagni. Avete già fatto squadra, sì? Sì, fatto squadra. Che cosa succede in campo? C'è sempre problemi o no? Osvaldo. I ragazzi, quando si allenano, credo che sia la caratteristica un po' dei ragazzi africani, cioè hanno una così grande passione e allo stesso tempo, chiamiamola animosità, per intendere un pochettino la grinta, la determinazione che mettono anche in quello che potrebbe essere il semplice allenamento, però finito il quale chiaramente tornano ad essere amici, tornano ad essere compagni, e io ho notato che tra di loro, seppure appartenenti ad etnie diverse, non voglio dire una cosa che non c'è contrasto, no? Però sono nati dei rapporti così belli, intensi, che forte, probabilmente anche a livello di loro rappresentanza nazionale non c'erano o non ci sarebbero stati, se non invece grazie allo sport. Io lo posso dire tranquillamente, che è una cosa, tra l'altro ho fatto anche l'arbitro di calcio per circa 9 anni, quindi per me lo sport è una delle categorie che potrebbe realmente risolvere tanti contrasti. In che ruolo giochi tu, Famarà?
Sempre il microfono vicino, sì. Centrocampo? Centrocampo. Qualche gol lo hai già fatto? Sì. O lo fai fare? No, io ho fatto. Ah, già fatto pure tu. Sì. Bene, continueremo ad approfondire allora questo bellissimo aspetto dello sport che unisce a Casa Amica. E ritorniamo al dottore Puma, diciamo che tra qualche settimana scade il tuo mandato di presidente. Ci puoi fare pochi secondi naturalmente, insomma. Secondi mi sembrano troppo poco. Un mezzo minuto, ecco. Un paio di minuti, perché noi abbiamo avuto il resoconto di questa tua attività. Abbiamo avuto 3 anni molto intensi, scadiamo noi il 31 dicembre, quindi dal 1 gennaio andremo a fare l'elezione a novembre, poi si eleggerà tra gli eletti, perché si elegge il presidente come si eleggeva il vecchio sindaco, tra i consiglieri eletti, quindi scelgono il presidente. Quindi non si elegge il presidente, si elegge il consiglio. No, si eleggono i consiglieri che poi tra di loro scelgono il presidente. In questi 3 anni abbiamo fatto moltissime attività. Io quello che amo più di tutto sottolineare è il fatto che abbiamo portato i nostri corsi di formazione nei vari centri. Non è stato sempre, come succedeva prima, farne pochi ad Agrigento. Ora ne abbiamo fatti molti, girando praticamente tutti gli ospedali della provincia e anche i piccoli centri. Quindi anche il vostro ordine, come tutti gli altri ordini professionali, ha l'obbligo di formare e di garantire poi certo, quindi crediti. E poi crediti. Quindi abbiamo portato in giro in tutti gli ospedali, ma anche nei piccoli centri. Siamo stati a Racalmuto alla Fondazione Ciacia, siamo stati all'Alessandria della Rocca, siamo stati a Castelterme, siamo stati a Cammarata, siamo stati a Naro, e quindi abbiamo girato un po' tutto, oltre che Licata, gli ospedali di Licata, Sciacca, Ribera, Canicattì. Quindi queste le abbiamo girate tutte. Poi abbiamo portato la nostra presenza, come ricordavo poco fa, anche a tutti questi congressi di medicina, perché spesso ti chiedono diciamo, il logo e il patrocinio, e quindi è d'obbligo quasi che il presidente o un suo delegato, perché qualche volta sono assente per motivi istituzionali in quanto impegnato nel Consiglio nazionale a Roma, dove diciamo, ci siamo fatti apprezzare, tanto è vero che questo ve lo dico come un'anticipazione perché solo in pochi sanno, noi avremo qua il piacere e l'onore di ospitare il giorno 10 in occasione del 10 di novembre, oramai questo è passato, quindi il 10 di novembre in occasione della manifestazione del Mandello che si farà al Teatro Pirandello, che coinvolge cure palliative e hospice, la Presidente nazionale che verrà praticamente ad inaugurare e a fare un saluto a questo. Calcolate che è una l'ordine dei medici anche come gli altri delle varie poi diciamo chiamo così sotto associazioni, no? Quello dei medici ospedalieri, non c'è l'ordine dei medici, credo che noi contiamo più di 3.000 iscritti, poi all'interno ci vogliono le varie specialità che noi rappresentiamo all'interno del Consiglio all'Ordine, tanto è vero che il Consiglio uscente è composto oltre che dei medici di medicina generale, degli ospedalieri, dei medici del territorio, dei medici convenzionati esterni. Io ti ho avuto ospite proprio 3 anni fa quando all'inizio ero stato eletto, ancora non insediato. E mi dicevi proprio, me lo ricordo perfettamente, che tra le tue finalità in questo triennio era quello di fare dell'ordine un tutt'uno, no? Cioè una categoria unita e non settoriale magari in quelle che sono le specialità, le varie branche. E credo che per molti versi ci siamo riusciti perché come ti dicevo prima abbiamo portato il saluto, la nostra vicinanza a tutti, abbiamo evitato per quanto è più possibile delle problematiche che potevano nascere tra di loro e abbiamo ricostituito ora, perché giustamente tu facevi riferimento alle elezioni, abbiamo ricostituito ora diciamo una sorta di lista, perché non esiste una lista nella votazione all'ordine dei medici, perché tutti possiamo essere tutti gli iscritti sono elettori ed eleggibili, quindi si può essere tutto, però diciamo c'è un orientamento dove si tiene conto del medico di medicina generale, ma di solito ci si ripropone, perché non è che su 3.000 iscritti non è che tu arrivi là, dice io voto Peppe Moscato, vabbè mi sta bene, ma Peppe Moscato avrà 10 voti, ce ne vogliono 500, 600, perché logicamente quindi si forma una sorta di squadra. A proposito di numeri, adesso dicevi che l'ordine della provincia di Agrigento ha 3.000 iscritti. È il quarto ordine di Sicilia. Sono pochi o molti in rapporto alla popolazione? No, sono diciamo abbastanza, però rischiamo di farlo diventare pochi, perché come accennavo all'inizio che è un problema serio che ci vede coinvolto. Io dicevo l'altro giorno, lunedì mattina, ho chiesto l'incontro al prefetto che tra l'ordine dei medici e l'ASPI, con la presenza di alcuni, una rappresentanza di questi giovani precari che sono impiegati nei vari ospedali, ma anche sul territorio abbiamo tanti di questi precari, e il prefetto sta lavorando per concordare una data assieme con l'ASPI, quindi per poter avere un incontro assieme, per far sì che questi medici rimangano
nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori ed altro, perché se questi incominceranno a sentire le sirene della stabilizzazione anche in centri vicino a noi, rischiamo di avere gli ospedali vuoti. Io dicevo l'altro giorno... Tu puoi usare il tuo potere di presidente dell'ordine dei medici per dire magari al pronto soccorso invece di 2 mettiamocene 3. No, non è questo, non dipende da noi, perché tante volte al pronto soccorso... Ascolta, noi stiamo pressando ore 10 o 12 o 15 ore per... Ma non si può stare 15 ore, per il cittadino che aspetta. Per il momento in cui tu copri gli organici, sia con la stabilizzazione sia con i concorsi di cui sempre si parla, sempre vengono rinviati, è chiaro che sarà dimensionato a quelle che sono le necessità della zona. Invece in questo momento abbiamo noi primari, io per tutti faccio sempre l'esempio di un primario di ortopedia che è primario da Agrigento e a Scavalco va pure primario a Lecata, il primario di ginecologia che da quando è andato in pensione il primario precedente non è stato più fatto e viene il primario figura quello di Sciacca, però di fatto cioè ci vuole praticamente completare gli organici, perché alcuni ci sono. Io per tutti ti rifatto l'ultimo esempio e la finisco là. Abbiamo cardiologia dove abbiamo 6 che sono precari, tu capisci che l'importanza che può avere come urgenza ed emergenza, e queste 6 persone sono tentate, perché l'altra sera abbiamo avuto una riunione dell'ordine proprio in preparazione in questo incontro con il prefetto, con i vertici dell'ASP, dice io ho ricevuto offerte di lavoro a tempo indeterminato a Caltanissetta d'altro, capisci che con la nuova strada che abbiamo a Caltanissetta tu ci arrivi a 20 minuti da Agrigento, quindi se ti lascia all'ospedale di Agrigento rischiamo di chiudere un ospedale. E dicevo l'altro giorno, concludo pure qua perché capisco che tu hai tanti altri ospiti, dicevo noi non abbiamo voglia di tornare come si diceva qualche anno fa che il migliore medico era l'aereo perché ci si andava a curare fuori. Noi vogliamo che si stabilizzi, si faccia concorso, abbiamo i nostri professionisti qua perché vogliamo curarci negli ospedali di Agrigento, di Sciacca, di Caterina, di Lecata, cioè vogliamo restare in loco dove c'è la presenza non solo del medico curante ma della famiglia, degli affetti, perché l'ammalato ha bisogno, soprattutto quando sta male, soprattutto di queste presenze. Bene, comunque una raccomandazione per avere qualche medico in più al pronto soccorso. Ma non è questo, noi li vogliamo tutti, cioè vogliamo che si riempia la pianta organica, abbiamo tolto disoccupazione medica, allo stesso tempo diamo serenità ai cittadini che arrivando in un posto verranno visitati il più breve tempo possibile. Tieni conto però che il pronto soccorso subisce anche un altro fatto, soprattutto noi due siamo di Favara e c'è un afflato particolare, cioè il pronto soccorso è Favara, tante volte anche per poche cose non basta dal medico, ma anche un codice bianco, un codice che non esiste, senza codice, non basta dal medico per direttamente al pronto soccorso, e quindi suscitando la rabbia del medico del pronto soccorso dice ma il medico non l'ha visto, no, non l'abbiamo visto, non è venuto da me, è andato direttamente là. Bene. Allora, mi affascinava poco fa proprio nel sentire Alfonso Cusimano questa possibilità di sviluppo. Se non ci devono essere i viaggi della speranza per la medicina, non ci devono essere nemmeno i viaggi dell'emigrazione per il lavoro. Creiamocelo qua e soprattutto in questo contesto turistico e dell'accoglienza, insomma, che potrebbe darci molto. Vediamo come si innesta questo meccanismo della costa agrigentina. Allora, io poco fa tu hai detto se sarà finanziato, giustamente noi siamo con i piedi di piombo, però io ti posso assicurare, perché siamo i soldi ci sono, ecco, bisogna presentare dei progetti che devono essere... Siamo in una fase di prevalutazione, quindi già abbiamo avuto diversi incontri con il dirigente prima, dottor Bernardo Mattarella, che adesso è stato chiamato a ricoprire la carica di amministratore delegato della Banca per il Mezzogiorno, quindi è sempre collegata e connessa, che ha un importante ruolo, perché raccoglie il Mediocredito Centrale, la Cassa Depositi e Prestiti e la Banca per il Mezzogiorno in un'unica struttura. Abbiamo quindi fatto già degli incontri e abbiamo organizzato e posto le condizioni per far sì che sia quasi sicuro il finanziamento di questo contratto di sviluppo. Con questo non voglio dare delle aspettative, però vi dico con certezza che per scavalcare i 630 contratti di sviluppo presentati e quindi aspettare un tempo lunghissimo, abbiamo coinvolto la Regione, esattamente l'assessorato alle attività produttive, la quale devo dire onestamente l'assessore Lobello è stata disponibilissimo a mettere un contributo economico da parte della Regione. Questo ci dà punteggio ci dà la certezza che si fa un accordo di programma Stato-Regione ed esce fuori dalla lista di 630 contratti di sviluppo, cioè significa che noi potremo avere la possibilità da qui a pochi mesi, per pochi mesi intendo 2 o 3 mesi,
la firma del contratto di sviluppo, se c'è la regione, perché lo stabilisce la legge, cioè se c'è la regione che dà un contributo al contratto di sviluppo, c'è una marcia in più, c'è la marcia in più, esce si fuori. chiama Costa Agrigentina, che vuol dire? Che interessa soltanto i comuni costieri? No, Quelli l'abbiamo chiamata dell'entroterra Costa sono esclusi? No, l'abbiamo chiamata Costa Agrigentina perché l'idea è nata dalla fascia costiera, Scala dei Turchi, Lido Rossello, quest'area, e poi si è allargata piano piano. Con i sindaci di Realmonte e Siculiana abbiamo fatto attività di animazione territoriale, infatti si sta vedendo il filmato, per ora l'area, diciamo, tratti di costa della nostra e poi si splendida è allargata fino ad arrivare a Licata, invitando tutti gli imprenditori. Abbiamo spiegato in queste riunioni fatti con i vari sindaci che cos'era lo strumento, che opportunità, quali erano i vantaggi, i punti di forza. Devo dire che a Roma sono molto interessati a far finanziare questo contratto sviluppo rispetto agli altri. Ne hanno finanziato per ora soltanto 7, di cui l'ultimo è quello di Pollena, il Valtur, è stato fatto con un contratto di sviluppo. Loro sono interessati perché i punti di forza della provincia di Agrigento sono enormi, dalla Valle dei Templi, alla Scala dei Turchi, che ha superato, a quanto pare, le presenze, perché ha fatto l'anno scorso 700.000 visitatori contro i 500.000 visitatori della Valle dei Templi. Vabbè, però c'è una cosa, alla Valle dei Templi c'è il biglietto, lo puoi misurare, alla Scala dei Turchi non lo puoi misurare. È stato misurato in qualche modo con i parcheggi che ci sono nell'area, e quindi ci sono altri parametri, dei dati diciamo oggettivi. Costa Agrigentina vuol dire soltanto hotel, B&B o cos'altro? No, noi abbiamo diversificato l'offerta turistica e quindi abbiamo fatto un sistema di sviluppo integrato dove ci sono dai grossi alberghi, e su questo vi devo dare qualche chicca perché ci sono delle strutture bloccate da almeno 30 anni che esistono e che non funzionano. E le grandi strutture vengono viste male, non so perché, forse per l'impatto ambientale, vai a vedere, però si possono dare delle prescrizioni, non dire no. Io ti faccio costruire, però non deve essere più alto di 10 metri, il colore lo devi mettere verde piuttosto che azzurro e sei obbligato a mettere 30 alberi. Sto dicendo delle fesserie, però diamo delle prescrizioni, non diamo delle negazioni. Esatto, infatti ci sono grosse strutture bloccate che verranno riattivate, sono investimenti abbastanza grossi, di 19 milioni, 20 milioni di euro, e ci sono anche progetti del B&B, dell'affittacamere, quindi diversifichiamo l'offerta turistica, ottimizziamo l'offerta turistica e la destagionalizziamo. Alfonso, ti sento ottimista? Ma sono ottimista perché è da quasi un anno che lavoro su questo progetto, e quindi ho il rapporto sia con gli imprenditori, con Sviluppo Italia, con l'assessorato alle attività produttive, quindi tutto sta andando, come dire, positivamente. Ne sono felicissimo. Allora, dicevamo del grande desiderio che c'è in ognuno di noi di avere sempre una prestazione migliore, e credo che nel nostro territorio presentarsi al Teatro Pirandello, come dicevamo prima, è veramente non dico traguardo, ma comunque un'ottima posizione. Rita Capotecasa, ci vuoi un po' spiegare quello che è successo l'altra sera al Pirandello? Sì, appunto dico, è stato emozionante il fatto che si sono spente le luci all'inizio hanno proiettato un video dove si vedono tutte le bellezze della nostra terra, la Scala dei Turchi. Poi io già ero seduta al pianoforte. Era proprio Agrigento 2020. Sì, no? Era proprio quella di presentare appunto la nostra terra come futura candidata a capitale della cultura 2020. Si sono spente le luci su questo video e io ho iniziato la serata suonando un brano che penso fra poco sentiremo. Ho scelto un brano di una compositrice donna perché da qualche anno mi dedico io appunto a questa attività, oltre che essere insegnante. Io insegno lettere in realtà, però faccio la musicista come seconda attività. Anche a scuola con i miei alunni cerco di fare un percorso multidisciplinare dove proprio attenziono l'evoluzione del concetto e della presenza della donna nella storia e della donna anche in specifico nella storia della musica, sia come appunto dal punto di vista musicologico che nell'esecuzione dei brani. Io mi dedico a questo studio. E ho presentato, come autori infatti, siamo sempre invece di gli uomini, ecco. Appunto, invece di presentare il solito Chopin, Beethoven, che se ne è sentito già abbastanza, mi sembra giusto fare nelle mie esecuzioni, nei concerti che io tengo insomma nella nostra città, ma anche a Palermo, così in Sicilia,
la possibilità di portare nelle sale da concerto le donne che nella storia della musica purtroppo hanno avuto poco spazio e sono poco conosciute, ma vi assicuro che sono delle, insomma, delle personalità di spicco, come per esempio in questo caso il primo brano è di Cécile Chaminade, Le Sylvain, che rappresenta una musicalità molto eterea, molto raffinata, proprio molto palpabile, ci stava bene in quell'atmosfera di inizio. E noi la sentiamo subito, ecco, quindi pregherei la regia di mandare in onda questo contributo filmato al Teatro Pirandello, che ha aperto proprio la serata con al pianoforte Rita Capodicasa. E poi continuare, naturalmente abbiamo avuto soltanto un assaggio e il grande fascino del pianoforte, insomma, perché credo che sia veramente uno degli strumenti di eccellenza, no? Sì, è più completo perché si è un po', diciamo, è quasi alla pari, quasi potrebbe riprodurre gli strumenti dell'orchestra. Va bene, poi ne parleremo ancora perché abbiamo ricordato anche all'inizio, poi lo spettacolo è proseguito anche con il contributo di Caterina Pistone, che sentiremo più tardi. Allora, Maître, sentire il progetto Costa Agrigentina, insomma, per i vostri intenti, insomma, veramente c'è da ben sperare, no? Esattamente, oggi inizio ad essere un attimino ottimista sul progetto del signor Alfonso. Anche se, come abbiamo detto nella convention che abbiamo fatto il giorno 11 qui a Casa San Filippo nell'Agrigentino, noi associazioni di settore turistico ristorativo, uniti insieme in un unico tavolo di lavoro, siamo abbastanza negativi. Vediamo nelle immagini si riferiscono proprio a questo evento. Esattamente, siamo un po' negativi sul discorso turismo e cultura sulla nostra provincia, perché non esistono soltanto 2 mesi di turismo, ma bensì con il tempo che non dovremmo avere la stagionalità, oggi, ma tutto l'anno. Ma tutto l'anno sicuramente, all'infuori di ogni santo dubbio. Sono felice del progetto che sta portando avanti il signor Alfonso e sarei lieto qualche volta anche di interfacciarmi con lei, perché è bello parlare di progetti, di alberghi, di B&B e di turismo,
ma bisogna parlare anche della manodopera che abbiamo sul territorio. Certo. Oggi pecchiamo forse anche su questo, la professionalità, la formazione, tutto questo. Noi ci accingiamo a presentare all'interno degli istituti alberghieri, ad affiancare i nostri colleghi professori, per far capire comunque sia a questi ragazzi che all'esterno della scuola non è soltanto e semplice un lavoro, ma è una passione, un arricchirsi giornalmente di quella che è la nostra professionalità. Non si va all'istituto alberghiero per dire vabbè, mi va a pigliare un diploma così, cioè non è come il medico praticamente, o lo fai perché ti piace, perché ci credi, che hai una disposizione, ma non tanto per. Esattamente, sono queste le parole riassuntive di quello che volevo dire. Comunque nel nostro territorio credo che ci siano delle scuole che danno anche delle eccellenze, no? Abbiamo delle grandissime scuole, delle grandissime eccellenze, e noi abbiamo stipulato dei patti di incontro con tutte le scuole provinciali di Agrigento e con tutte le scuole della Sicilia occidentale. Ringraziando Dio abbiamo avuto un grandissimo accordo in cui ci danno questa possibilità di avvicinare i ragazzi, che per noi sono il futuro, perché non potremo essere sempre davanti agli altri. Anche perché mi dicono che, credo forse anche tuttora, la scuola alberghiera non produce disoccupati, o iniziamo a soffrire un po'? A mio malincuore devo dire che comunque sia tanti ragazzi che escono dall'alberghiero vedono come un loro futuro, qui magari il Presidente può darmene atto, che escono dall'istituto alberghiero e vanno all'università precorso infermieristico. Ed è un errore, dopo 5 anni buttare tutto così, secondo me è tutto sprecato, sia per le famiglie che per i ragazzi stessi. Va ad accumularsi comunque sia una disoccupazione sull'ambito infermieristico, e a noi manca la manodopera sul settore quello che è ristorativo, per cui farlo con amore, con passione, penso che sia molto più dedico per tutti. Qual è il pregio maggiore che deve avere un metro o comunque un responsabile di sala? Il sorriso innanzitutto. Il sorriso prima di tutto, perché è il primo biglietto da visita, e poi avere la disponibilità sia verso il cliente che verso il collega con cui sto collaborando nella sala. Essere amico e fratello e padre in certi aspetti riguarda su 360 gradi quella che è la nostra operatività. Ti lamentavi della stagionalità delle nostre strutture, anche quelle che magari negli anni precedenti erano aperte tutto l'anno, adesso un po' insomma da novembre a febbraio fanno un break. Esattamente, questo non per colpa comunque sia del titolare o del gestore della struttura, ma comunque sia per tutto quello che è la parte burocratica nazionale, regionale, provinciale. In che senso? Le tasse adibite comunque sia al titolare che sul dipendente lavoratore, per cui si trovano costretti tante volte a chiudere in un periodo molto ristretto la stagionalità pur di non avere tantissime spese. Noi per questo abbiamo fatto questa convention sul turismo e raggruppato tutte le associazioni di settore dove non veniva fatto da tantissimi anni, proprio per dire basta, cerchiamo di vedere insieme ai nostri amministratori, ai nostri politici sia provinciali che regionali, di cercare di trovare un punto di incontro per vedere di far sviluppare veramente il turismo, ma non soltanto per le visite che arrivano i pullman a Valle dei Templi e se ne tornano a casa, ma bensì che arrivino, mangiano, bevano, stiano nella loro massima tranquillità, si trovano bene e poi a questo punto possiamo parlare di turismo reale. Io avevo parlato con alcuni esponenti del tuo settore, ma anche del turismo, della ristorazione, dell'accoglienza, dicendo che si dovrebbe puntare soprattutto a destagionalizzare, perché noi insomma il nostro febbraio, il nostro dicembre non è uguale a quello che c'è in Danimarca. Un danese viene qua a dicembre e si fa il bagno, ecco, esatto, dovremmo offrire qualcosa in più, no? Esattamente, sono perfettamente d'accordo. E poi infatti ho visto che c'è anche un percorso di incremento nel settore enogastronomico, che i nostri ristoranti adesso stanno proprio ai vertici, qualche stella va arrivando. Ecco. Abbiamo tantissimi ristoratori che sono dei stellati, tantissimi comunque sia ristoratori che comunque sia, non essendo anche stellati, si fanno riconoscere per quello che è il nostro prodotto territoriale, la nostra immagine, la nostra storia culinaria, perché comunque sia il piatto della nonna
oggi lo ritrovi anche nella ristorazione, ma in chiave moderna, rivisitata e posizionata in un modo diverso. Il turista o comunque chi deve entrare in un ristorante o in un albergo vede di più la sostanza o anche l'occhio con la sua parte? Io sono del parere, come penso la maggior parte dei miei colleghi, che prima di tutto si riempie l'occhio e successivamente si ci riempie la pancia. Poi tutto va decantato dall'inizio del menù fino a quello che è l'ultimo piatto del dessert, che va presentato al commensale, va sempre prima decantato, riempito, filosofato e poi comunque sia C'è qualche piatto che diciamo, è stato rivalutato, magari prima veniva un po' scartato dai menù e dagli chef e che adesso insomma ritorna in auge, magari della tradizione oggi la maggior parte dei piatti tradizionali che utilizzavamo vedere ed eravamo abituati a vedere a casa della nonna nelle feste di Natale o nelle feste di ricorrenze, oggi vengono tutte riportate comunque sia nella tavola dei ristoranti, perché comunque sia si è ritornati a capire quella che era la nostra tradizione, a rivalutarla, a riconoscere i nostri prodotti, a puntare sul chilometro zero. E per cui li trovi tranquillamente un po' dappertutto. Mi fa piacere, così mettiamo un po' da parte sia il sushi che la nouvelle cuisine che non è cosa che non è nostra. Sono perfettamente d'accordo. Ritorniamo allo sport. Allora, Osvaldo, dicevamo questa squadra si è già iscritta al campionato di terza categoria, avete già fatto il precampionato, insomma, vi siete, sì, abbiamo già iniziato la preparazione atletica. Esatto, la preparazione atletica, gli allenamenti, ci alleniamo presso il campo dei Fratelli Bellavia, giocheremo a Fontanella, ho chiesto e ottenuto con grande gioia anche l'opportunità di poter disfruttare le gare interne nel campo di Fontanelle grazie al nostro sindaco, devo dire che posso anche dire con un pizzico d'orgoglio siamo l'unica squadra di terza categoria della nostra città. Poi per il resto... Il campionato è provinciale, le altre squadre sì, ci sono squadre di Alessandria della Rocca, di Montallegro, anche di Favara, di Bivona, insomma c'è anche, saremo quest'anno tra l'altro abbastanza numerosi, pieno, sì, il calendario è abbastanza pieno, ci sono state nuove iscrizioni, tra l'altro si vocifera che anche l'aspetto tecnico quest'anno sarà più avanti rispetto alle passate edizioni. Io volevo soprattutto, prima se mi consente, ringraziare per quanto riguarda la FIGC il signor Valenti della direzione provinciale, nonché anche Santino Lopresti, il quale è presidente della FIGC regionale, che hanno avuto grande attenzione nei nostri confronti, non che significa trasgredire le regole, però sicuramente un'attenzione ce l'hanno data, dandoci delle giuste indicazioni anche per come muoverci per facilitare l'iscrizione e tutta una serie di cose. Nonché il mio direttore, il signor Di Caro Paolo, che come posso dire ha finanziato l'evento, perché insomma anche per fare qualcosa di questo genere ci vuole comunque l'aspetto economico. Magari possiamo lanciare un appello, dai, una bella scritta di sponsor sulle magliette dei ragazzi. E questo noi qualunque sponsor venga sarà ben accetto, giusto? Questo fuori discussione, anche perché dovremmo comprare il defibrillatore, perché come si sa ormai è obbligatorio anche dai settori giovanili, insomma è qualcosa che si sta muovendo e ho ricevuto tante telefonate di in bocca al lupo per l'evento che ci apprestiamo a iniziare, tant'è vero che così concludo. Nelle nostre sedute di allenamento sono venute delle persone, avvocati e roba varia, che gestiscono, comunque collaborano con altre comunità, perché tra di loro ragazzi si è sparsa sta voce di questa squadra, e quindi vogliono comunque tutti provare. Io chiaramente qualche piccolo inserimento lo potremmo fare, ma più di tanto non potremmo, perché l'aspetto o comunque dare dei consigli su come eventualmente principale è far partecipare i nostri ragazzi, visto e considerato che comunque da un punto di vista tecnico posso dire che non faremo brutte figure, ecco, mi posso permettere di dire questo perché 3-4 ragazzi di grosse qualità tecniche, uno dei quali l'abbiamo qua presente e ce l'abbiamo. Tamara, com'è il Osvaldo come allenatore? Vi fa correre, sì? Osvaldo parla bene, parla bene. Osvaldo, bravo. Sì, allenamento mi piace troppo. È severo? Sì. Vuole le cose che vadano
fatte bene, insomma. Sì, sempre noi imparare come tecnico deve spiegare sempre, noi imparare tante cose come giocatore deve fare, capisci? Oltre a giocare a calcio, tu cosa fai nella comunità? Vai già a scuola di italiano? Sì, scuola dopo giocare, capisci? Sì. Loro sono cosa? In attesa di un permesso? Alcuni sono tutti in attesa di permesso, chi per motivi praticamente scolastici, chi per motivi umanitari, esatto, sì. Devo dire che in questo periodo stanno arrivando una serie di ragazzi che sono molto collaboranti rispetto a una prima fase che posso indicare all'incirca in 10 anni fa. Ragazzi che sono veramente disposti al sacrificio, consapevoli che devono fare un percorso all'interno che significa andare a scuola e non ci voglio andare come purtroppo i nostri ragazzi italiani quando vengono nelle comunità, essendo che le motivazioni chiaramente sono diverse, e quindi questa sorta di collaborazione loro ce la danno, ma questo va detto a loro merito, sì. Famela, vinciamo il campionato o è ancora presto per dirlo? Ancora presto. Ancora presto, sì. Però insomma ce la mettete tutta, no? Per ben figurare, per fare un buon campionato. Sì, in bocca al lupo allora alla squadra della Casa Amica. Dottore Puma, dicevamo 3 anni stanno per finire, sì. Ce ne saranno altri 3? Questo non dipende da me. Noi stiamo se non ti preparando, proponi, però, scusa, noi abbiamo già, ti dicevo poco fa che siamo tutti elettori ed eleggibili, quindi diciamo ci siamo attrezzati, buona parte degli uscenti siamo rimasti alla stessa lista, abbiamo avuto qualche abbandono spontaneo, non abbiamo mandato fuori nessuno per questa cosa, pensiamo di aver lavorato abbastanza bene e continuiamo a lavorare. Quindi mi ha molto impegnato, devo dire, perché le riunioni sono continue, questi peregrinare per la provincia per portare questi crediti è stato molto apprezzato, però dall'altro lato è stato molto faticoso, anche di energia e di altro. E continuiamo a lavorare, abbiamo un'altra riunione, quella di cui ti parlavo poco fa, venerdì sera avremo questo, è una sorta di consiglio direttivo aperto, quindi è un'assemblea più che consiglio. Abbiamo affrontato tante tematiche dalla storia della legge alla 104, dando piena solidarietà ai colleghi, stiamo aspettando che da un momento all'altro questa situazione si risolva. Abbiamo cercato di frenare tutta l'onda che c'era di messa alla gogna di colleghi che avevano fatto ben poco, e quindi abbiamo scritto al garante per la privacy che finalmente ci ha risposto dicendo che avrebbe sanzionato quelle testate giornalistiche che avevano usato mettere nome, cognome, data di nascita, indirizzo e tutto. Non stiamo dicendo che la colpa è tua, è il problema dell'ordinanza. Per questo abbiamo incontrato pure il presidente del tribunale che ci dice che lui non si spiegava di questa fuga di notizie, però c'era. Però sai, succede che nell'ordinanza tante volte capita che il delitto è bravo, il delitto comune, ma nome, cognome, data di nascita e l'altro, e quindi c'è stata questa cosa qua. Quindi abbiamo cercato non di proteggere il nostro iscritto, ma cercare di far capire che accanto c'è l'ordine, perché l'ordine serve da un lato a formarlo, a dargli i crediti, a fare sì, come si diceva nell'ultimo Consiglio nazionale che abbiamo avuto a Bari, che è importante l'educazione continua in medicina, quindi l'aggiornamento anche nel post laurea, perché se no, come diceva il mio predecessore Geraci, dice io quando mi sono laureato non c'era ancora manco il gruppo sanguigno e questo ora faremo trasfusione, non si sa come, quindi l'aggiornamento è costante e continuo, e da questo punto di vista l'ordine è molto ma molto attento a queste cose. Dal punto di vista personale sei favorevole o contrario al numero chiuso in medicina? Ma vedi, io sono sempre stato contrario al numero chiuso, perché non possiamo togliere al ragazzo la possibilità di andare a fare un corso di studio. Poi si farà la selezione credo che diventa una cosa naturale, perché io ho avuto, ai tempi miei non c'era il numero chiuso, e ho avuto un paio di colleghi, i miei, anche i miei paesani, che a secondo terzo anno abbandonavano, chi perché aveva problema del sangue, chi perché nella sala operatoria si sentiva, cioè non era sempre portato, però dico già bloccarle subito, perché io non riesco a capire, se riesco a sapere quante morti ci sono state nel terremoto di Messina posso superare la prova e diventare medico, continuare gli studi, se non la so niente. Oppure l'altra volta ho visto un quiz per entrare in veterinaria in cui si diceva come si chiamava la compagna del commissario Mondalbano, insomma, ma questo che cosa sta c'entrando? Quindi dico, veramente rischiamo di cadere nel ridicolo con queste cose, quindi sono assolutamente contrario. Vero è però
che c'è stato un vulnus che ha portato al numero chiuso, perché fino agli inizi degli anni 80 si entrava soltanto venendo da una scuola di 5 anni, cioè il liceo classico o il liceo scientifico. Poi quando si è entrato dall'ex magistrale che si faceva l'anno integrativo e quindi diventava quinto anno dagli istituti tecnici, poi c'è stata una marea di persone che si sono iscritte. Quindi a quel punto abbiamo avuto pochi a dire il vero di questi, se ne sono laureati. Le materie specialistiche qual è la carenza? La materia specialistica sono soprattutto quelle delle emergenze, quindi l'anestesia, la chirurgia, perché l'anestesia ora copre pure la rianimazione ed altro, quindi lo è la chirurgia, lo è la radiologia, c'è tutte queste dove ci vuole tanto personale, perché una volta l'anestesia era semplicemente l'intervento dell'appendicite come gestito l'addome acuto, queste cose, ora lo trovo ovunque, ci sono le parti cesarie, c'è la traumatologia, l'ortopedia, c'è tutto, quindi questa è una carenza assoluta. E con la fuga di cui parlavamo poco fa, qualcuno è andato via ad esempio all'ospedale Cata, anche nostro figlio dei nostri amici, è andato in provincia di Udine o di Pordenone, credo, perché lì è stato stabilizzato perché ha vinto il concorso, qua era sempre un precario a tema determinato, anche perché ora il 31 dicembre molti di questi contratti scadono. Quindi non sappiamo chi governerà, quale tipo di governo nuovo avremo, che tipo di assessore e quale sarà la volontà. E poi, chiunque sia, la medicina deve essere attenzionata. Deve essere la salute forza dei cittadini, insomma, non solo, ma quello che abbiamo detto a livello di Consiglio nazionale è tuttora, proprio mentre io aspettavo qua, abbiamo ricevuto, perché riceviamo regolarmente ogni giorno quello che diciamo tutte le testate giornalistiche che parlano di problemi di medicina, e abbiamo avuto che addirittura nel nuovo DEF, quindi il piano finanziario del governo, diminuiscono i soldi a favore del medico, della medicina in generale, quindi del sistema sanitario nazionale, perché ancora non siamo riusciti a capire, dalla nostra parte, in qualche altra parte l'hanno capito, che quando si tratta di difesa, quindi di scuola e di sanità, chiaramente sono servizi che hanno un ritorno nel senso di salute, quindi di meno giorni di lavoro persi e altre cose, ma non sono qualcosa che ti porta un guadagno immediato. È un po' come la storia delle vaccinazioni che ai giorni andremo a fare, quella dell'influenza, ha un costo per il sistema sanitario nazionale, ma ne guadagna, perché nel momento in cui io non mi vaccino e sono ammalato, poi tra l'antibiotico, l'antipiretico, l'assenza diventa per 10 volte superiore, quindi è una prevenzione che tu fai, però che ti dà un guadagno futuro, perché se io vaccino tutti i bimbi, abbiamo fatto una guerra per le vaccinazioni, noi come Ordine dei Medici abbiamo fatto 5 incontri nei vari punti della provincia per dire ai nostri colleghi, tutti, ai medici di medicina generale e ai pediatri e altro, bisogna fare la vaccinazione ai nostri bimbi perché vanno soggetti, avete visto gli ultimi casi, si muore pure di morbillo, insomma nel 2017 morire di morbillo veramente diventa un'enormità. Bene, allora buon proseguo, se i tuoi colleghi si apprezzeranno quello che fanno, opportuno. Mi auguro che chi viene dopo faccia magari meglio e più di me. Ci sei tu e noi siamo con te. Grazie. Alfonso Cusumano, dicevamo grandi potenzialità, grandi opportunità che devono essere realizzate, ma è già tutto predisposto, cioè già i progetti ci sono tutti, o qualcuno si può inserire ancora in corso, diciamo, in questo cammino? Diciamo che già è chiuso perché abbiamo raccolto tutti i progetti, molti dei quali addirittura sono cantierabili, addirittura gli imprenditori hanno anche mezzi propri, hanno progetti approvati, sì, ma non tutti perché altri sono in fase di costituzione. Cioè dire appunto che questo contratto di sviluppo prevede la possibilità di andare tra virgolette in deroga allo strumento urbanistico, perché una volta approvato il contratto di sviluppo dal Ministero, automaticamente il Ministero indice una conferenza di servizi e con un'unica riunione si danno tutte le autorizzazioni a quel progetto. E volevo dire una cosa che è molto importante: noi con questo contratto di sviluppo daremo la possibilità, se tutto andrà bene, di dare 400 posti di lavoro nuovi, quindi creare nuovi occupati per 400 dipendenti tra indotto e diretti. Ci saranno 1350 posti letto in più rispetto all'esistente. Ci sarà la possibilità di creare già abbiamo lavorato per fare un contratto di rete tra tutti i soggetti, e mi collego a quello che diceva l'amico poco fa sulla formazione del personale, sui servizi. Faremo un contratto di rete che farà promozione, marketing territoriale, e tra i programmi che deve effettuare saranno
corsi di formazione per trattare i turisti, cioè come veramente vengono trattati i turisti, dall'accoglienza ai servizi, all'attenzione, insomma sistemi innovativi per trattenere i turisti. Adesso con TripAdvisor, con tutti e poi siamo sotto il mirino dalla mattina alla sera. volevo finire sì, Peppe, nel dire che mai come adesso ci sono opportunità di finanziamento, ci sono tutti i rubinetti aperti, perché c'è il POFERS Sicilia, quindi fondi comunitari 2014-2020, abbiamo il PRS Sicilia per l'agricoltura e i servizi agricoli, abbiamo Invitale che ha tutta una serie di finanziamenti per i giovani, l'ultima Resta al Sud fatta dal Presidente del Consiglio, cioè c'è una serie di opportunità per i giovani per far sì che restano nel proprio territorio facendo magari quello che gli piace fare, perché i finanziamenti sono nel settore culturale, associativo, basta scegliere la branca di più interesse. L'unica cosa che mi lamento veramente è una cosa gravissima è che le amministrazioni, i sindaci non danno minimamente attenzione a questa mole di soldi che arrivano da lei, molte volte mandiamo indietro, questa è una cosa gravissima, ci dovrebbero organizzare con degli sportelli di informazione, ma ci sono anche dirigenti che ma parlo io dell'amministrazione, io parlo dell'amministrazione, il sindaco da un input politico, ma poi il dirigente certo, e appunto organizzare gli uffici, gli sportelli per assistere i giovani, gli imprenditori e aiutarli a restare qui attraverso l'utilizzo di questi finanziamenti. E poi la Costa Agrigentina insomma non ha eguali. Poco fa parlavamo di questa, diciamo così, predilezione di Rita Capodicasa nell'esecuzione di brani riferiti sicuramente alle donne, sì. E tu hai accompagnato anche una donna durante questa magnifica serata. Sì, si tratta di Caterina Pistone che insegna pianoforte, però è anche un soprano. Abbiamo avuto il piacere di eseguire un brano di Clara Schumann, che è la moglie del più famoso Robert Schumann che tutti conoscete, quindi magari anche i suoi brani sono poco eseguiti, specialmente poi qui ad Agrigento abbiamo poco modo di esibirci noi artisti nei luoghi culturali appunto che abbiamo. E abbiamo eseguito questo lead di Clara Schumann, però volevo dire proprio che diciamo, dopo la nostra esibizione è stata seguita dall'esecuzione di due brani molto particolari di Michele Lizzi, che ripeto noi conosciamo perché c'è la villa intitolata, sì, ma nessuno qua ad Agrigento si azzarda a suonare Michele Lizzi. Infatti noi abbiamo recuperato i manoscritti che non sono stati nemmeno pubblicati. Lui era stato un grande operista, le sue opere, Pantea, L'amore di Galatea, La sagra del Signore nella nave, erano stati negli anni 70, ha avuto un grande successo nei teatri di tutta Italia, poi purtroppo morì prematuramente, insomma gli agrigentini se lo dimenticarono. Adesso con grande sacrificio con Caterina abbiamo eseguito La sabbia del tempo, che è un lead, cioè un brano per canto e pianoforte, che il testo è proprio sulla sabbia del tempo, una famosa poesia di Gabriele D'Annunzio che si studia di solito appunto al liceo, con delle sonorità molto particolari perché lui si richiamava alle sonorità della musica greca, quindi per questo abbiamo voluto collegare proprio Agrigento, che tra l'altro si appresta a festeggiare i 2600 anni dalla fondazione dell'antica Kragas. Michele Lizzi proprio ci stava benissimo perché appunto nella sua musicalità molto particolare, di non facile esecuzione, ripeto, ha uno stile compositivo molto, molto profondo, dove richiama la musica greca antica, è come se si risentivano infatti all'interno del teatro questi rintocchi antichi all'interno dei nostri templi, quindi un po' con l'immaginazione. Poi ho eseguito l'Andante tratto da una sonata, la sonata in La, che è stata pochissimo eseguita, forse solo da Gigliola Rizzuto, che era una pianista palermitana a cui era stata dedicata questa sonata. E poi per concludere la nostra esibizione, che anticipava quella di Katia Ricciarelli, abbiamo eseguito invece brani di più facile ascolto, quindi proprio molto famosi, come appunto sempre della tradizione siciliana, proprio per esaltare la nostra terra. Mentre quella che sentiremo adesso? Quella che sentiremo adesso era Clara Schumann in tedesco, era anche molto difficile pronunciare, però dicevo appunto, per concludere, così faccio una carrellata dei brani, abbiamo eseguito E voi dormite ancora, che è una
brano molto famoso appunto in dialetto siciliano, e poi Voto mi rivoto della famosa Rosa Balistreri, che infatti è una cantautrice ligatese, anche questa rappresentata nella nostra terra, che abbiamo voluto appunto ricordare lì al teatro, e anche Katia Ricciarelli è stata molto contenta di ascoltare questi brani, perché poi lei ha eseguito brani napoletani, quindi poi brani d'opera, brani siciliano, però sentire da una cantante proprio anche siciliana, lei ha proprio anche, Caterina ha anche diciamo sottolineato il dialetto, come pronunciava il dialetto agrigentino, quindi all'interno del teatro sentire queste musiche che proprio per festeggiare Agrigento Capitale 2020 è stato molto emozionante, sono molto orgogliosa. Bene, allora di questo. Questa diciamo particolare esecuzione per quanto riguarda la Schumann donna e non, sì, la moglie di Robert Schumann, Rita sì. Capodicasa al pianoforte, la voce di Caterina Pistone. Grazie. Prego la regia. Anche noi applaudiamo Caterina Pistone, naturalmente Rita Capodicasa. Bene, ci avviamo allora alla chiusura di questa nostra puntata, è la seconda della nuova stagione 2017-2018 di Target, che come dicevo all'inizio seguite sul canale in digitale terrestre il 92 dell'LCN in tutta la Sicilia e parte della Calabria. E come ormai succede da tutti questi anni, nel salutare e ringraziare i miei gentili ospiti per la loro presenza, e l'invito a salutarci, a rivolgere un pensiero positivo, un buon proposito, insomma, vedere quel bicchiere sempre mezzo pieno ci aiuta anche a vivere meglio, e ognuno naturalmente in quello che è la vostra attività, in quello che è il vostro lavoro. Grazie della presenza e della partecipazione agli amici di Casa Amica Agrigento. Famarà Fayet, in bocca al lupo per questo nuovo percorso. Allora Famarà, ce la facciamo? Vinceremo il campionato? Il campionato di calcio lo vinceremo o no? Che dici? Sì. Sì? Positivo, bene, tanti auguri per la vostra avventura. Grazie Osvaldo Cumbo, lui Grazie è l'allenatore. L'allenatore che fa? Io... Fa gli scongiuri, no? Cioè, gli scongiuri sono d'obbligo. Sì.
L'unica cosa che il grande voglio dire... Oronzo che... Beh, se mi consente qualche piccola battutina così tanto sì, proprio un saluto, ecco. Un saluto veloce. Credo che noi la nostra piccola già vittoria l'abbiamo ottenuta mettendo su una squadra di questo genere, perché vedere, come dicevo poc'anzi, i ragazzi che magari tra di loro, nelle etnie africane, tanta simpatia tra di loro non c'è, vederli esultare, abbracciarsi e commentare e poi andarsi a mangiare un panino, cosa che noi faremo più presto anche per cercare di ancora di più farli legare. Io credo che la nostra piccola vittoria già l'abbiamo ottenuta. Bene, grazie anche a Rita Capodicasa e buona prosecuzione col suo pianoforte. Sì, speriamo che ci sarà la possibilità, anzi volevo ringraziare sia l'amministrazione comunale che la fondazione che hanno voluto che noi facessimo questo evento, e spero che ci sia un proseguo con la fondazione, perché già 2 anni fa abbiamo dato vita a una stagione al Teatro Pirandello, anzi al Foyer si svolgeva questa stagione di musica da camera, in cui abbiamo invitato anche artisti da fuori. Speriamo che quest'anno ci sia la possibilità di riorganizzare questo evento e che Agrigento sia anche non solo la sede della cultura in generale, ma anche della musica e della musica classica. Bene, grazie a Alfonso Cusumano, perché la costa agrigentina non ha niente da invidiare ad altre coste che forse sembrano ma non sono più belle e famose. Io niente, faccio semplicemente l'augurio a me stesso e alla provincia di Agrigento che prima che finisca l'anno questo contratto di sviluppo venga finanziato e quindi l'anno nuovo inizierà, diciamo, con la possibilità di avere nuovi occupati, nuovi posti di lavoro e delle opportunità per gli imprenditori che metteranno in moto tutto quello che è collegato con le attività turistiche. Grazie a Orazio Lacognata, responsabile di Sala, e i Metre, che sono veramente il biglietto da visita di tutte queste nostre attività. Grazie a voi per averci interpellato. Ringrazio da parte mia e da tutte le associazioni che erano intervenute alla mia convention l'amministrazione comunale, che per impegni istituzionali non è stata presente proprio su una convention sul turismo. Non voglio essere ipocrita neanche addirato, però chiederò successivamente delle votazioni regionali magari un piccolo specchio a lei stesso qui nel suo studio, per un'interfaccia con le amministrazioni politiche sia regionali che provinciali. E il pensiero positivo invece, oltre che la critica? Il pensiero positivo di oggi invece è stato aver conosciuto il progetto dell'amico qui Alfonso, che promette bene per la nostra costa e per tutti gli operai e i dipendenti che ci sono nel nostro territorio. È sincero e contento di partecipare a qualche tuo evento. Grazie a Salvatore Puma, presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, e magari per i prossimi 3 anni. Ma no, io non vado così lontano, io mi auguro che al più presto questi incontri che avremo e che l'Ordine sta stimolando porti la serenità ai medici, che di fatto si riflette su quella che è l'accoglienza e la salute dei pazienti, perché il medico che sta lavorando, avendo il giusto riposo, sapendo che ha un posto di lavoro che praticamente è suo, che è stabile, non deve rincorrere il politico di turno per cercare di aver rinnovato il contratto oppure essere abbagliato dalle sirene che vengono di fuori, che lo facciano portare fuori, quindi possono assicurare alla nostra comunità, perché alla fine il compito dell'Ordine è quello di curare la preparazione e diciamo il comportamento dei medici, ma soprattutto questo viene rivolto nei confronti della salute della popolazione che va per strada. Quindi la nostra popolazione mi auguro che possano fidarsi sempre di più della sanità e trovare all'interno degli ospedali, dei poliambulatori o sul territorio dei medici che siano più sereni e più pronti alle loro risposte di salute. Bene, nel ringraziarvi voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica target.tva@gmail.com per segnalarci le vostre preferenze, dei suggerimenti, insomma, o anche dei possibili ospiti del nostro studio. Grazie della vostra presenza e partecipazione, soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.